assoluta il campionato regionale di enduro. La seconda prova, valida anche per il trofeo KTM Sud, si è consumata domenica scorsa con 205 partenti. A dominare l'assoluta Marco Bologna, seguito da Alessandro Talamo e Domenico Ricchiari, che si sono battuti fino all'ultimo secondo. L'ultima linea ormai eravamo molto vicini tutti e tre, visto che avevo un bel vantaggio dal quarto, ho cercato di giocarmela tutta e sono riuscito a prendere un po' di vantaggio e vincere la gara. Anche al campionato italiano stanno arrivando le prime soddisfazioni e forse è quello che ti sta facendo crescere tanto. Sicuramente sì, avevo già fatto 4-5 gare di italiani assoluti, sicuramente tanta esperienza, gare dure, allenamento fisico. Sono partito dalla prima speciale un pochino sottotono, non mi sentivo tanto bene fisicamente e psicologicamente, non so per quale motivo, però dal secondo giro in poi abbiamo ribaltato la situazione e siamo riusciti a stare in testa alla gara fino all'ultima speciale, quando il mio amico e concittadino Marco Bologna mi ha soffiato la prima posizione assoluta e ha vinto lui e sono veramente molto contento per lui. Sei partito fortissimo, hai vinto subito le 2 speciali del primo giro, poi un problema nel cross test ti ha un po' forse innervosito e non hai più potuto attaccare per la vittoria assoluta. Sono stato lì a lottare fino all'ultima speciale. Purtroppo l'ultima speciale mi si è spenta la moto, se no sarei riuscito a guadagnare qualche secondino in più per magari riuscire ad agguantare il secondo posto, però va bene così perché ho concluso alle spalle di 2 piloti validi come Marco Bologna, che ha fatto 7 gare a livello internazionale, quindi ha acquisito un passo veramente importante. Sono contento di tutto questo. Subito ai piedi del podio Antonio Arcuri, protagonista dopo qualche caduta di troppo di una gara in recupero su Cutuli, quinto classificato, e Occhipinti sesto, che si aggiudica anche la classe cadetti. Padrone di casa e organizzatore della manifestazione il motoclub Hobby Motor, presieduto da Claudio Ferrara. Il centro commerciale Ibleo ha ospitato paddock, segreteria e parco chiuso. Una volta scaldati i motori, via con le prove speciali, 2 come di consueto. Terreno difficile per la prova fettucciata, terra rossa e pietre nascoste dall'erba. Era la prima speciale del giro e ci si arrivava dopo 14 minuti dalla partenza. Il fettucciato è cambiato completamente, dal primo al secondo, sono completamente 2 fettucciati diversi. Si è scavato tantissimo, sono uscite tante pietre, sono formati gli appoggi ed è diventato super divertente, quindi complimenti all'organizzazione. La linea invece, dopo un primo tratto fettucciato e veloce, si spostava all'interno di viottoli, delimitati dai tipici muretti a secco ragusani, sempre su terra rossa e tipiche pietre insidiose. Cross test molto bello, veloce, si è scavato qualche appoggio, qualche pietra è uscita e la linea anche non mi dispiaceva, molto veloce, con qualche pietra, divertente. Il forte vento del sabato ha costretto gli organizzatori a ritracciare quasi completamente il percorso. Anche il trasferimento ha messo a dura prova i concorrenti, che hanno affrontato mulattiere e pietraie per ben 4 giri. La linea invece era molto veloce, su pietre sempre, è stato veramente molto impegnativo, soprattutto il trasferimento che non mancavano sempre lì pietre, una gara molto, molto stancante. La premiazione è avvenuta in perfetto orario, grazie anche al grande lavoro del Comitato Regionale FMI coordinato da Nunzio Pizzo nel gestire così tanti partenti. Le ostilità sono rinviate alla terza prova di campionato che si terrà il 13 maggio ad Alcamo. Saluto a tutti gli amici del tassello.